Buongiorno a tutti cari amici, vediamo oggi la finalissima della Coppa del Mondo del 2023 tra Pragandà e Carlsen. Chi vincerà? Andiamo a scoprirlo in breve. Dopo due partite a tempo lungo finite patta, in cui nella prima Pragandà stava pressando Carlsen e nella seconda Carlsen, che si sentiva male, ha giocato con il bianco una variante di patta per riposarsi un altro giorno, a suo dire. Arriviamo nel primo match degli spareggi. Ok, un'altra ipotesi potrebbe essere che Carlsen voleva giocare a ritmi più corti, visto che sta dicendo che non gli piacciono gli scacchi classici a tempo lungo, preferisce giocare blitz e rapid, visto che anche in altri match contro Caruana o contro Karjakin era molto fiducioso di vincere poi gli spareggi. Ecco qua la terza partita del match, prima partita degli spareggi, che è stata l'unica partita decisiva in cui uno dei due giocatori ha vinto. Pragandà inizia con E4. Carlsen gioca E5 perché a Carlsen va bene rimanere solido, perché in caso di patta poi avrebbe un'altra partita con il bianco, no? Per poter pressare. Quindi a Carlsen va bene giocare per due risultati, giocare solido senza prendere eccessivi rischi. Cavallo F3, cavallo C6, alfiere C4. Pragandà opta per l'italiana. Cavallo F6, D3, alfiere C5. Ecco, a questo punto ci sono dei piani, i piani del gioco piano di solito sono con C3, arrocco, cavallo D2, torre 1, cavallo F1, H3, cavallo G3, eccetera. Qua Pragandà gioca A4, che non è molto popolare, ma è interessante, tipico sia per il bianco sia per il nero, prendere spazio col pedone A, dare spazio all'alfiere, magari per ritirarsi, in modo che non possa essere catturato, no, dal cavallo in A5. D6, arrocco A5, il nero fa lo stesso, l'alfiere potrebbe ritirarsi se venisse attaccato. Ecco, dopo A5 il bianco gioca alfiere 3. L'idea del alfiere 3 è cambiare l'alfiere in C5, in caso di doppiando i pedoni del nero. In caso di alfiere per E3, F per E3, il bianco avrebbe i pedoni doppiati, però con questi pedoni doppiati aprirebbe anche la colonna F, no? Quindi tanti pro e contro. Qua Carlsen decide di prendere in E3 e dopo F per E3 arrocca, e a questo punto cavallo di 2. Ecco, adesso la posizione è circa pari, però secondo me è un po' più pericolosa per il nero, perché c'è la colonna F aperta e non so, piani di portare i pezzi nell'ala di donna, nell'ala di re, potrebbero fare un po' di paura. Quindi Carlsen deve giocare con attenzione, cavallo E7. Doppia idea di cavallo E7. Il cavallo non sta molto bene qui, il cavallo può andare in G6, da dove difende l'ala di re, blocca la colonna G, e inoltre si può preparare C6 D5 occupando il centro e chiudendo le diagonali a questo alfiere. Quindi questo è un piano tipico dell'italiana. Cavallo H4, cavallo vuole andare in F5 e questo cavallo in E7 non è male, che sta già prevenendo un po', non la mossa cavallo F5 del bianco. Ok, C6, Carlsen continua con il suo piano, no, per giocare D5, donna E1, bisogna accumulare i pezzi, no, nell'ala di re. D5 gioca il nero, alfiere B3 e donna D6, prendendo un po' di spazio, difendendo il pedone. Donna G3, ecco, a questo punto questa donna può dare fastidio, magari poi il bianco potrebbe provare a raddoppiare le torri, portare in gioco i pezzi, quindi Carlsen decide di disturbare i pezzi del nero e qua gioca G6, che il motore dà come errore. Di fatto qua il bianco poteva andare a stare meglio con una continuazione che non vede. Qua la mossa più forte, ecco, e qua vediamo, no, che anche questi giocatori sono umani, è una mossa che torna all'indietro. Le mosse che tornano all'indietro sono mosse che di solito si fanno fatica a vedere. Il cavallo da H4 poteva tornare in F3 e il cavallo in F3 fa molta pressione sul pedone in E5. A questo punto la posizione sarebbe estremamente difficile qua da gestire. A questo punto, dopo per esempio cavallo F3, bisognerebbe giocare tipo, non so, F6, no? Perché non ci sono altri modi di difendere il pedone, se il pedone in E5 cade è finita. E qua il bianco ha del buon gioco con donna H6 o anche donna H4, per dire. La H4 è molto forte, il bianco potrebbe in futuro voler rompere al centro o addirittura spingere con G4 in alcuni casi. Per dire, l'esempio più eclatante su Re G7, il cavallo non ha più case, G4.
e se il cavallo si ritirasse in G7, qua il bianco avrebbe una mossa devastante, che oltre a occupare il centro con D4, che gli darebbe vantaggio, molto interessante, cavallo G5, curioso, attacca il pedone H7, e su F per G5, torre per F8, re per F8, donna per H7, il bianco ha sacrificato un pezzo, ma ora sta arrivando torre F1 con l'idea di allontanare il re del nero dal cavallo in G7, e la posizione del nero sta già un pochino collassando. Ovviamente tutte queste idee sono difficilissime da vedere alla scacchiera, sono idee del motore, ed è molto difficile soprattutto il cavallo che è andato in H4, no? È andato in H4 alla mossa 10, sarebbe molto difficile qua alla mossa 15, 5 mosse dopo G6 del nero, tornare in F3. Per questo motivo torniamo adesso alla partita. Qua Pragandà gioca cavallo F5 che perde il vantaggio, Carlsen semplifica dall'alfiere, gioca re G7, impedisce la spinta perché F6 è troppo ben controllata, su F6 cavallo per F6. Allora Pragandà dopo re G7 gioca re H1, Carlsen gioca donna F6, dopo donna per F6 cavallo per F6. Ecco, a questo punto c'è troppa pressione contro questo pedone che non può essere difeso, F per G6, H per G6. Allora qua il nero ha già un leggerissimo vantaggio nel finale perché l'alfiere non fa molto, è sbarrato, in più il bianco ha due isole pedonali perché non ha pedoni sulla colonna F, no? Adesso mentre il nero qua ha una sola isola pedonale, il bianco ne ha due, ha l'isola dell'ala di donna e del centro e l'isola dell'ala di re. Il nero ha tutti, cioè non ha colonne vuote, no? Tra i pedoni, e quindi il nero ha una unica isola di pedoni. Il bianco ora modifica la struttura con E4 prendendo spazio, in realtà una mossa un po' ingenua, e qua vediamo la superiorità tecnica di Carlsen. Il nero prende, ecco qua il pedone in E4 sarà debole, è un pedone isolato. Ora il nero ha due isole pedonali, 1 e 2, ma il bianco ne ha 3, 1, 2, il pedone isolato costituisce un'isola a sé stante, e 3. A questo punto torre di 8 per iniziare a fare pressione sulla D, magari anche sul pedone in E4, torre F2, torre D4, la partita è più o meno pari ma è più comoda per il nero, torre F1, a questo punto cavallo G8 interessante, si difende il cavallo e magari si libera questa torre, C3, la torre torna in D7 perché non è male difendere F7 che è attaccato a raggi X, torre E2, bisogna difendere prima o poi E4, torre E7, ecco a questo punto il nero sarà libero di manovrare i suoi cavalli, alfiere C2, cavallo D7, il cavallo in G8 era solo provvisorio, ora il cavallo può andare in C5, questo cavallo in F6, ecco qua, cavallo C4, gioca il bianco, torre A8 difendendosi e G4, ok, G4 è una mossa che non dispiace magari, anche cioè, i motori la vedono più o meno una mossa come le altre. Secondo Carlsen questa è stata la mossa che ha provocato la sconfitta, perché diciamo che di per sé non è male, sembra che il bianco vuole anzi Carlsen la definì come una mossa ingenua, no? Forse qua si vede la maturità dell'ex campione del mondo, ma ex campione del mondo perché non ha difeso il titolo mondiale, rispetto a questo bambino prodigio. G4 è una mossa che prende un po' di spazio ma alla lunga indebolisce la struttura, indebolisce la casa in F4. Un cavallo del nero potrebbe per esempio fare una lunga manovra e andare alla fine in F4, ciò che poi accadrà in partita, e il pedone non torna indietro, il G3 poteva tenere questa casella. F6 gioca il nero, e si poteva anche iniziare magari con cavallo F6 come avevamo detto, no? Senza temere G5 per cavallo H5, questo era ancora più forte, quindi F6 forse non è la mossa migliore, un po' un costo opportunità, ma va bene. Torre G2, cavallo H6, G5 prima che il nero giochi, no? Cavallo F7, G5, 6, F4, sta manovra zigzag, 5 presa, cavallo F7, il nero sta un po' meglio, torre 6, torre D2, torre F6, ora il bianco non può catturare in D7 perché cade F1, quindi il bianco sceglie di giocare torre per, cavallo per, la posizione si semplifica ancora di più, la torre in D2 non serve a molto perché vuole entrare sulla colonna D, ma in realtà i cavalli del nero stanno controllando tutte le caselle, no? Sulla colonna D, quindi queste caselle non servono molto alla torre bianca, cioè la torre bianca non può entrare in nessuna di queste caselle perché i cavalli neri le controllano. Il bianco gioca V4, ma il bianco vuole espandersi ma la sua iniziativa non c'è, ora F8 perché così il re può sostituire il compito dei cavalli una volta che il re
difende tutte queste caselle, il cavallo potrebbe essere libero di muoversi, per esempio, per andare in F4, quindi tutti i pezzi del nero hanno qua uno scopo in questa posizione. Re G2, centralizzando il re bianco, re E7, il bianco continua con A5, però non va da nessuna parte perché non ci sono obiettivi concreti, nella di donna il nero non ha debolezze. Torre H8 forte, cade un pedone, un pedone isolato, in futuro potrebbe seguire cavallo H5, F4, il re bianco non ha grandi caselle. Torre 2, cavallo H5, viene chiamata, no? Cavallo H5 soprattutto da torre 2, si minaccia il doppio, re G1, e che il re non è al sicuro in F3 perché su re F3 potrebbe seguire cavallo F4, qua si attacca la torre, per esempio potrebbe seguire poi torre H3, il re ha dei problemi, se il re torna indietro cade H2 del principio della fine, Carlsen ha già un pedone in più, vincerà la partita. Su re G4 invece il re si espone, no, temi di matto, il re è troppo attivo perché tutti i pezzi neri sono qui, questo è uno scacco matto bellissimo al centro della scacchiera, quindi Pragandà gioca re G1, ma questa mossa è già come a mettere lo svantaggio. E poi re G1 cavallo F4, Carlsen si attiva, torre D2, torre H3 attivando la torre può penetrare nelle retrovie del bianco, quest'altro cavallo può penetrare in G5, è difficile qua. A6 gioca il bianco, che è una mossa forse un po' senza scopo ma era già difficilissimo giocare, Carlsen prende il pedone, alfiere A4, provando il tutto e per tutto ma il controgioco nero più forte, torre C3, al motore non piace, il motore preferisce subito portare in gioco il cavallo in G5, ma secondo me torre C3 è ottima, è una mossa come altre. Ora la partita è già persa per il bianco porta il cavallo in attacco, ma non c'erano alternative valide, qua cavallo G5 forte, mossa, si ignora questo pedone, mossa di controgioco, si minaccia cavallo F3 scacco, cavallo per E4, cavallo per C6 scacco non fa paura, perché? Perché si può sacrificare la qualità, in realtà è un sacrificio momentaneo perché dopo alfiere per C6 si dà il doppio, si sacrifica la qualità per catturare la torre e alla fine si è guadagnati un pezzo, con un pezzo in più il nero vince. Quindi qua, in questa posizione, Pragandà non ha nemmeno provato a giocare cavallo per C6, ha levato la torre dal doppio, ma qua è difficilissima la posizione cavallo H3. Questi cavalli sono fortissimi, tolgono l'accesso al bianco alla seconda traversa, perché? Perché controllano tutte queste caselle. Quindi il bianco non può andare né in G2, né in F2, né in E2, nemmeno in H2 perché ci sta il suo stesso pedone. Quindi ora il re va in F1, torre A3, punto esclamativo, si minaccia l'alfiere e si minaccia A1. Il bianco perde. E che se il bianco per esempio sposta l'alfiere in C6, torre A1 è praticamente matto, no? Perché i cavalli, abbiamo detto, tolgono l'accesso del re bianco a E2, F2 G2. Il bianco può solo parare con la torre, questo è matto. Queste tre caselle sono in mano ai cavalli del nero. Davvero spettacolare questa geometria. Quindi qua in partita Pragandà dà l'ultimo scacco, l'ultima soddisfazione prima di morire, citando Fischer nel suo libro 60 partite da ricordare, quando gli hanno dato uno scacco per poi capitolare. Re F6, il re si rifugia a una distanza dal cavallo dove non può più ricevere scacchi, il bianco perde, si minaccia l'alfiere, si minaccia matto in prima traversa, scacco seguito dal matto, il bianco non può fare nulla, se perde l'alfiere alla lunga perde la partita. In realtà il bianco non potrebbe nemmeno scegliere di salvare l'alfiere e prendere matto perché l'alfiere non ha caselle, l'alfiere cade comunque, matto si prende praticamente comunque, il bianco decide di arrendersi. Dopo questa partita Carlsen si porta in vantaggio e con il bianco giocherà contro la siciliana la difesa Alapin, starà sempre meglio, forzerà la patta ma senza nessun rischio, stando sempre meglio, tanto che l'avversario che gli offre patta perché non poteva fare nulla. E Carlsen ha ottenuto anche il titolo della World Cup, un titolo che nella sua lunga carriera ha vinto tutto tranne la World Cup prima di quest'anno, quindi complimenti all'ex campione del mondo Magnus Carlsen, ex campione del mondo per sua volontà perché indubbiamente è il giocatore più forte ma non ha voluto difendere il titolo, quindi complimenti per questa nuova vittoria di questo formato che non aveva mai vinto e mancava nella sua eredità scacchistica, come ha detto lui. Bene, ci vediamo presto con altre partite. Alla prossima, cari amici, ci commenteremo altre partite della Coppa del Mondo, altre aperture, strategie e giochi finali. Ci vediamo presto, alla prossima!